Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura tiene banco la vicenda dell'aeroporto di Catania, nel quale attualmente vengono operati 10 voli all'ora al Terminal C, di cui 5 voli in partenza e 5 in arrivo. I voli corrispondono a quasi il 50% del traffico aereo che avveniva in condizioni pre-incendio. Nel mirino diverse case per anziani nel siracusano da parte dei carabinieri. La casa di riposo è risultata sprovvista di tutti i titoli autorizzativi, motivo per cui il sindaco ne ha ordinato la chiusura. La Guardia di Finanza di Palermo ha individuato 32 furbetti che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Alcuni individui ricevevano il beneficio nonostante le condanne a loro carico per reati proibitivi. La quiete dopo la tempesta. Si riassume così l'emergenza incendi che si è verificata nei giorni scorsi a Palermo, causando come conseguenza diversi blackout elettrici non ancora risolti del tutto. In chiusura è giunta all'alba, dopo la pausa di 2 giorni per mare agitato, un barchino con a bordo 29 tunisini nell'isola di Lampedusa. Il gruppo di migranti è stato accompagnato all'hotspot che attualmente conta 320 ospiti. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.